Siccome parte il PNR a livello nazionale, questo territorio è coinvolto con tutta una serie di interventi molto importanti che vanno dall'alta velocità al potenziamento della situazione urbanistica attorno all'aeroporto e quindi anche con il Bosco di Mestre e ovviamente poi anche tutta una serie di interventi, la nuova stazione ferroviaria. Su Mestre e sulla sua cintura sta per iniziare una fase estremamente intensa di interventi urbanistici ed edilizi. La lista di progetti ricordata dal professor Gianfranco Perulli, avvocato, amministrativista, docente universitario allo UAV, è obiettivamente impressionante e dovrà tra l'altro fare i conti con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti. Il codice degli appalti prevede per esempio la digitalizzazione, mi verrebbe da chiedere se noi siamo preparati come paese a queste novità. Dobbiamo. Cioè qui ormai non si può più discutere se possiamo, non c'è opzione. Cioè ormai la digitalizzazione è una realtà oggettiva, ha problemi ma aiuta molto. Perulli ha approfondito l'argomento in una recente pubblicazione e le novità del nuovo codice degli appalti con uno sguardo specifico sul territorio di Mestre sono state discusse al Candiani dalla Fondazione Mestre Domani, il Comitato Progetto Comune, il Centro Studi Circa e rappresentanti degli ordini professionali interessati. Sempre nel codice degli appalti noi abbiamo la progettazione che viene semplificata da 3 a 2 livelli, proprio per velocizzare, così come pare sia sparita la paura della firma, di cui si è molto parlato. Perché? Perché ammorbidendo la colpa grave dei dirigenti e degli amministratori e il dolo, chi dirige le attività della pubblica amministrazione è più tranquillo nelle scelte. Prima stava molto attento perché poteva ovviamente poi rispondere personalmente.